Allora, Vicepresidente, le avevo tolto la parola, c'era un altro aspetto da affrontare. Velocissimo. Il senso di queste leggi qual è? Rendere facile le cose che una volta erano difficili, per favorire la voglia di qualcuno che oggi ha già mille difficoltà, guarda la TV, vede la banca, vede il filo, cioè qualcuno che ha voglia, per fargli venire ancora più voglia. Allora noi dobbiamo, e il piano casa è questo, meno carte, più certezze, più omogeneità, che si possa fare uguale nel comune di San Martino di Lupoli, che è il mio comune, e nel comune di Cadone, non che due cittadini diversi, di comuni diversi abbiano idee Infatti diverse. si trovava questa situazione. E quando dico che non è finita, dico che noi dobbiamo continuare, noi o chi arriverà, a semplificare la vita con le carte. Quando io parlo di regolamento unico, che è un altro per me piccolo piano casa, è che non è possibile oggi, in Veneto, quella che una volta era la democrazia, avere 584 regolamenti comunali diversi per l'edilizia. Vuol dire che i geometri, gli architetti diventano matti, perché uno ha la volumetria netta, uno ce l'ha lorda, uno ha l'altezza sotto grondaia, l'altro... Rendiamo uguale, salvo differenze che possono essere tra la montagna e il mare, perché ci sono delle differenze logiche, così la semplificazione favorisce la voglia di fare. Ecco, ma io le chiedo, questa cosa di chi è in competenza? Della Regione, dei comuni o dello Stato? È competenza degli uni e degli altri. Io spero che il piano casa, che è stato oggi riconosciuto da tutti, una buona iniziativa, anche degli ambientalisti, quelli seri, che guardano i numeri, okay, sia da stimolo a dire fidiamoci dei veneti, fidiamoci dei cittadini, fidiamoci degli artigiani, fidiamoci dei geometri, degli architetti e degli ingegneri, affidiamoci di più a loro con semplicità, poche carte, carte uguali, cioè se vado nel comune X e chiedo una pratica, il modulo deve essere uguale a quello dell'altro comune e non mi devono chiedere niente di ciò che già hanno. Ecco, mettendosi dall'altra parte ci manca un po' di opposizione, quindi faccio domande dell'avvocato del diavolo, perché l'opposizione direbbe, perché in questi anni non avete fatto queste cose? Mi pare che aver fatto il piano casa sia una cosa straordinaria, perché siamo l'unica regione d'Italia che ha questi dati. Mi pare che gli atti del Consiglio regionale... Non è il regolamento unico, allora io potrei dirle che siccome siamo quasi in campagna elettorale, per non far bella figura alla sola dell'urbanistica Marino Zorzato, qualche mio collega consigliere ha lasciato nel cassetto la legge sul consumo del suolo e la legge sul regolamento unico. Per parte mia l'ho depositata e là sarà buon lavoro per chi arriverà, non mi arrabbio perché non ho avuto questo merito, mi basta aver fatto il mio lavoro che è importante fare, e gli atti della commissione la troveranno quelli che arriveranno dopo di me, non mi arrabbio. Capisco che quando siamo sotto votazioni succede anche che la maggioranza che ti sostiene, piuttosto di farti fare 3 preferenze in più, decide che è meglio lasciare una legge buona nel cassetto. Come dico, non mi arrabbio, ma visto la domanda lo dico. Dovevo fargliela perché è tornata sui giornali, è venuta fuori, per cui era necessario anche chiarire a chi non ha seguito le vicende. Iva, che cosa dice alla luce di tutto questo? Beh, guardi, noi abbiamo ritenuto il piano casa una cosa estremamente utile per il settore, d'altra parte i numeri lo stanno a evidenziare. Va incontro anche quella che è una consapevolezza oggi che non si può più continuare a usare il territorio e sì, è anche importante. Dopo, è vero, era anche tagliata, è tagliata dimensionalmente per il mondo che rappresentiamo, cioè per le aziende di medio-piccole dimensioni, però è comunque utile a tutto il sistema, perché genera economia. Il nostro, come si è visto, è un settore che viene a rimorchio, se vogliamo, del resto dell'economia, però è anche un volano formidabile, perché a parte questi addetti diretti che operano nel settore, poi c'è tutto un altro mondo che fa trasformazione, trasporti, predispone, prepara, quindi non è che stiamo a fare un dispetto a certa categoria, facciamo un dispetto a tutti, cioè penalizziamo un po' tutti, e quindi qualsiasi iniziativa che aiuta, soprattutto se non fa danni ambientali, deve essere vista con un occhio di favore. Peraltro sono nate parecchie partite IVA, sono nate proprio di piccoli artigiani, di persone che lavoravano sotto padrone, che hanno perso il lavoro e si sono messi in proprio grazie a queste opportunità, quindi
sono nate nuove piccole imprese. Sì, è una risposta di chi opera non in questo ma in tutti i settori, vedendo le aziende, perché questa fase congiunturale ha penalizzato un po' tutti i settori, tutte le dimensioni aziendali hanno subito, e chi si è trovato di punto in bianco senza stipendio ha cercato e quindi riuscendo ha trovato un'opportunità. E capite che magari per la strutturazione del settore non è il massimo, ma per la pace sociale, per l'economia del territorio è comunque un valore importante. Sì, credo che però, allacciandomi a quando si diceva, non possiamo considerare positivo il fatto che un lavoratore che perde il posto di lavoro ne faccia di necessità virtù e quindi imbocchi la strada dell'imprenditore di fare una partita IVA. Evidentemente disoccupato, senza ammortizzatori sociali, senza prospettive di essere riassunto, ha cercato quella strada, probabilmente con riuscita positiva di alcuni e con grandi difficoltà. Credo che il piano casa sia stato comunque una legge che abbia portato una boccata di ossigeno importante nella nostra economia veneta. In parte però noi, a parte che i dati, voglio dire, degli enti bilaterali che noi anche siamo amministratori, le casse edili in modo particolare, portano a numeri molto più importanti. La perdita della presenza del settore, diceva prima Federico, che sono al 23%, se noi andiamo a vedere il monte salari, quindi dei lavoratori dipendenti, e la stessa occupazione, sferiamo dal 45 al 50%, dipende dai territori, quindi è una drammatica situazione che c'è all'interno di questo settore. Molti di essi, naturalmente il dato è significativo, sono trasformati proprio in partite IVA. Dicevo il piano... Posso interrompere? Per quanto lei parlava prima di ammortizzatori sociali, i lavoratori della vostra cassa, che tipo di ammortizzatori sociali ricevono? Beh, i lavoratori della nostra cassa ricevono esclusivamente ammortizzatori sociali previsti dalla legge dello Stato, nel senso hanno piccoli interventi per quanto riguarda per le casse in deroga e per le altre cose, ma indubbiamente il settore edile non ha naturalmente la mobilità, quella che conosciamo dei 3 anni, ha solo dai 14, 16 o 18 mesi, quindi evidentemente 12 o 18 mesi, evidentemente sono ammortizzatori sociali molto, molto più brevi. Ecco, le faccio questa domanda, sapere, perché io, essendo presidente di un'agenzia per il lavoro, che mandiamo al lavoro migliaia di persone, circa 9.000 all'anno, notiamo che spesso c'è la difficoltà nelle casse edili di ricostruire la posizione del lavoratore. Spesso si perdono anche dei versamenti, perché ogni provincia, nel caso di industria, la propria cassa edile... I versamenti si perdono, poi c'è il direttore qui, ma i versamenti si perdono solo se non si versano, se non sono versati. La ricostruzione... Se posso intervenire un attimo su questo. Poi volevo dire una cosa sul piano casa. La cassa edile comunque è in grado, con i contatti che ha con le altre casse edili, attraverso non solo la Banca Nazionale, ma comunque con i contatti istituzionali che abbiamo con le casse di tutto il territorio, noi siamo in grado di ricostruire tutte le posizioni dei pregressi anche dei lavoratori. È chiaro che qua, come diceva Franceschini, è chiaro che se non ci sono riscontri di contributi versati, qua non ricostruisce. Voi avete il collegamento anche con l'industria? No, certamente. Noi abbiamo una banca nazionale che gestisce. Anche lì forse un po' di riordino. Ma volevo fare una proposta sul piano casa, perché e sull'edilizia in generale. Noi ci scontriamo con il credito. Purtroppo, mi pare che lo diceva prima il vicepresidente, c'è una riduzione del credito sia nei confronti delle imprese, soprattutto nei confronti, la certezza della restituzione così del finanziamento, del mutuo e così via. E molti cittadini impattano con questa realtà, moltissimi non hanno più avuto il mutuo e quindi non hanno più potuto investire. Se parliamo di incentivi, perché non c'è un ente che garantisce questi incentivi? Allora, una volta riconosciuto questo incentivo dalla GSE, dai vari enti che certificano questi documenti che sia effettivamente avvenuto il lavoro,
perché non ci sia una banca, il regolatore tra banca e Stato sia lo Stato? Se io spendo 100.000 euro di un investimento di ristrutturazione, per l'energia, per il risparmio energetico, per tutte queste cose, e ne devo avere in 10 anni 65.000 indietro o 50.000, dipende da che tipo di intervento faccio, dallo Stato attraverso la mia denuncia dei redditi. Perché non ho un ente che mi può anticipare questi soldi? Chiediamo questa domanda. Perché la banca non può essere lei che regola il rapporto con lo Stato o con la Regione? In altri paesi c'è stato costituito un fondo di garanzia dei mutui e che quindi si è potuto erogare i mutui alle famiglie non tanto solo attraverso il terzo grado, come stanno facendo adesso, la firma dei nonni, dei genitori del mondo per avere un mutuo, ma attraverso una garanzia diversa. Perché oggi, con la precarietà del rapporto di lavoro che c'è, e che sarà ancora peggio in futuro, che sarà ancora peggio in futuro con le nuove normative, evidentemente il lavoro a tempo indeterminato è sempre minore dal punto di vista della garanzia. E quindi chi è che mi garantisce per avere un finanziamento? Ma lei quale ente suggerirebbe? Chi dovrebbe attivare? Lo Stato deve attivare. Volevo chiedere questa domanda qua, girata lei vicepresidente. La vede fattibile oppure un intervento anche di un ente? A parte che stanno svuotando le regioni No, la mia promessa di prima era che ognuno deve fare bene quello che deve fare. Questo tema è statale e non regionale. Noi abbiamo creato con Veneto Sviluppo, la nostra finanziaria, alcune forme di garanzia. È ovvio che rispetto ai soldi che hai devi selezionare quale. L'idea mi pare di per sé buona, cioè la sottoscrivo, però finito di sottoscriverla vale il principio che devi semplificare il quadro, è questa la soluzione. Qualcun'altra va accantonata a livello nazionale, perché noi oggi abbiamo una confusione di piccoli aiuti disordinati in cui alla fine sono più le carte che fai per avere qualcosa che non un risultato. È ovvio che se io parlassi oggi, come credo io, noi avremmo superato questa crisi il giorno in cui vedremo le gru sopra i nostri paesi. Ci piaccia o non ci piaccia, è così. Se crediamo a questo e vogliamo favorirlo e diamo priorità a un settore che lavora sul 95 e più altri derivati merceologici, quindi è un settore completo, non è un settore edilizia, non è la casa, è quello che contiene la casa, quindi lavorano in tantissimi, allora decidiamo che sul credito facciamo un lavoro. È ovvio che per onestà bisogna dire da qualche altra parte, bisogna dire di no. Molte volte siamo tutti abituati che usciamo da questa stanza, andiamo su un'altra trasmissione, il titolo è un altro e magari pontifichiamo, parlo per me, non per gli altri. Io dico, dobbiamo decidere di avere qualcosa da dire no o sì, perché se facciamo slogan, con gli slogan non andiamo e non è rivolto a noi. Ma vedo troppe proposte che sono fantasiose, facciamo così, meno tasse con la... Esatto, no, ma meno tasse con la... Cioè alla fine della giostra abbiamo detto, trovato i colpevoli sempre a cara degli altri. Io dico, la giornata di oggi è buona, questa serata è buona, parliamo di un argomento, lo affrontiamo, vediamo di migliorarlo, vediamo dove inquadrarlo. Per me è prioritario, i numeri di prima lo danno per prioritario, insisto, la gru non che devasta il territorio. Ecco, bravo, infatti volevo fare subito l'obiezione. La gru che mette a posto le mie città, che bonifica i quartieri, che li rende vivibili, che un quartiere con case di qualità, allontana la criminalità, allontana il degrado. Il degrado è la prima base perché in qualche modo il malavitoso trovi il suo modo di stare. Se la città è messa in ordine, sistemata, decorosa, comunque sia fatto un primo passo, non basta mica. Poi ci vuole il carabiniere, il poliziotto, ma se è disordinata, se le case, se viene giù l'intonaco, se la casa, si annida un sistema di disagio sociale che crea le opportunità. Quindi a mio avviso si deve cominciare da là a ricreare belle città, stiamo meglio tutti noi, aiutiamo chi non può con la fiscalità, poi facciamo che una fiscalità diversificata, bisogna essere onesti. Sì, dobbiamo avere la mia proposta nasce perché noi abbiamo oltre il 60%, se ricordo bene, le nostre abitazioni, il nostro parco immobiliare che è oltre 40 anni. Ma infatti adesso è energivoro, abbiamo bisogno di risparmiare, abbiamo bisogno di investire. È un volano, certo che dobbiamo tagliare altre situazioni, però evidentemente è un volano importante perché stare meglio in casa, consumare meno, è un obiettivo di tutti
e quindi oggi la casa attiva è un obiettivo solo per chi se la può permettere. Noi dobbiamo crescere questo standard sui quali più famiglie, più persone possono star meglio ed avere una casa L'Europa attiva. ce lo chiede, anche le esigenze di risparmio. Adesso voglio andare su questo aspetto e rivederlo anche insieme, alla luce però dei dati che penso che abbia anche lei, professore, proprio sul fatto dell'innovare, il parco, non macchine, parco case, vetusto, fatiscente, che ci costa tantissimo, questo è importante. Io le do subito la parola, solo un secondo, pubblicità, pochi secondi, e ci agganciamo un po' a questo il là che ci ha dato il partito consorzato e poi vediamo un po' come affrontarlo, tra poco.